Buongiorno a tutti voi telespettatori. Lunedì 7 marzo inizia una nuova settimana di Focus TG, l'appuntamento quotidiano con l'informazione del Veneto. Dal Veneto, sempre in diretta, proprio a partire dalle 12, vi terremo compagnia come di consuetudine fino alle 13:30, portando a casa vostra tutte le ultime notizie, tanti collegamenti, tanta attualità, tanta cronaca, e poi non possono mancare di certo i nostri approfondimenti, le nostre inchieste. Oggi puntata particolare perché, come vedete scritto in sovraimpressione, alle 12:30 daremo la linea al governatore Luca Zaia per il punto stampa dedicato non solo all'emergenza Covid, ma si parlerà sicuramente anche di stretta attualità, quindi ci saranno domande, approfondimenti e diciamo interventi anche per tutto quello che riguarda l'emergenza umanitaria dei profughi in arrivo in Veneto in fuga dai territori di guerra. Ebbene, dicevamo, inizia un'altra settimana, una settimana contraddistinta da tante notizie e dalle nostre inchieste. Una di quelle che stiamo portando avanti quotidianamente è quella sul rincaro dei prezzi, il rincaro delle bollette, delle materie prime, insomma le difficoltà di un'economia che dopo la pandemia sembra davvero presentare altri problemi, altri ostacoli, a volte insormontabili, alle famiglie, agli imprenditori, alle associazioni. Allora, cerchiamo subito di entrare in argomento con un servizio dalla Marca trevigiana. Perché? Perché la crisi ucraina ha spinto ulteriormente i costi dell'energia e le strutture che ne stanno risentendo di più sono alberghi e piscine, proprio quelle strutture duramente colpite durante i 2 anni di pandemia. Vediamo. Abbiamo già visto quelle di marzo e ci siamo veramente spaventati e ci rendiamo conto che la situazione non va migliorando, ma i costi aumenteranno ancora di più e sinceramente ci stiamo chiedendo come fare. Ancora una volta si pone una seria questione di sopravvivenza, soprattutto per chi è già sopravvissuto a 2 anni di pandemia. Le bollette che stanno arrivando proprio in questi giorni alle strutture della Marca sono esorbitanti. Dipende ovviamente dalla dimensione della struttura, ma per dare un paragone rispetto a prima abbiamo degli aumenti da 3 volte tanto a 7 volte tanto e da 10-15 mila addirittura ne ho sentite e viste, insomma. Hai capito? Quindi si parla dell'ultima bolletta, quindi di un mese, poi dipende chi paga mensilmente, chi paga trimestralmente. Dal caro bolletta alla crisi ucraina, il passo è breve, la strada stretta, le prospettive inizialmente di ottimismo in rapida evoluzione. Una guerra così alle porte di casa sicuramente non fa venire voglia di andare in vacanza o di viaggiare chi proprio non è costretto, no? Quindi prenotazioni che erano incominciate ad arrivare si sono, diciamo, un po' arrestate. Da qui la richiesta duplice di Federalberghi Treviso per mitigare l'impatto: da un lato calmierare i prezzi dell'energia, dall'altro prorogare la cassa integrazione per i lavoratori, qualche migliaio solo nella Marca. Ma c'è anche un'altra questione: l'abolizione del Super Green Pass per alloggiare in albergo. Sarebbe ora di equipararci al resto dell'Europa. Richiesta questa condivisa anche dal mondo delle piscine. Un allentamento di queste misure potrebbe in qualche modo essere già un parziale aiuto, certamente un aiuto che non va a risolvere il problema sostanziale di questo incremento vertiginoso dei costi energetici, perché se le fatture sono arrivate a essere triplicate rispetto al 2019, non c'è nessuna capacità di ricavi che possa compensare questi maggiori costi. Per le piscine, impianti spesso in convenzione con gli enti locali, i margini sono ormai risicatissimi. Calmierare anche qui è la parola d'obbligo sia nel breve che nel lungo periodo. Ci sono impianti che andranno progressivamente a ridurre i loro servizi, se non a chiudere completamente, perché ci sono dei costi che non sono sostenibili. E restiamo nel trevigiano perché, continuando a parlare di caro bollette, di problematiche circoscritte al mondo delle famiglie e delle amministrazioni comunali, ebbene il comune di Istrana sta
pensando a una sorta di bonus sulla falsariga di quello emanato durante i 2 anni di pandemia proprio per venire incontro alle famiglie. A Montebelluna, pensate, si stanno rivedendo le stime in bilancio addirittura per il 30%. Vediamo. Il riscaldamento, l'illuminazione lo vediamo come istituzioni, ma lo vediamo anche in un riscontro delle persone che ci chiedono e che hanno bisogno di arrivare a fine mese e devono anche adesso far fronte a queste bollette. Le prime bollette con i rincari sono già arrivate e ad accorgersene sono inevitabilmente i sindaci, già destinatari di richieste di aiuto e di supporto. A Istrana si sta predisponendo una misura ad hoc. Come abbiamo già fatto degli interventi in pandemia, stiamo ponendo particolare attenzione attraverso anche i servizi sociali per andare incontro anche con sostegni in attesa poi di capire anche noi cosa arriverà da parte del governo che ci permetta poi di andare a trasferire sul territorio queste risorse. Si tratta quindi di capire se l'esecutivo Draghi consentirà di rigirare i bonus per la pandemia e relativi capitoli di bilancio al caro bollette. In attesa di chiarezza, la sindaca di Istrana anticipa i tempi. Cerchiamo di fare al meglio perché sentiamo tanto la responsabilità verso le nostre comunità di offrire tutto l'appoggio possibile. Comuni che già stanno rivedendo i loro bilanci sul fronte delle spese correnti in relazione agli edifici comunali, municipi, scuole, impianti, così a Montebelluna. Purtroppo siamo oltre il 30%, è una situazione di difficoltà, è una situazione che dobbiamo cercare di risolvere, ma su questo chiediamo anche l'intervento del governo e appunto dello Stato per venire incontro a tutte le amministrazioni locali che sono in difficoltà e che dovranno purtroppo tagliare servizi essenziali. Speriamo ovviamente di non arrivare a questo, a tutto ciò, e cerchiamo appunto di trovare una soluzione di condivisione anche con il governo. E questo che adesso vedrete in sovraimpressione in onda è il nostro cartello per segnalarci le vostre problematiche, i vostri appunto problemi, le vostre storie. Noi le racconteremo, noi come sempre continuiamo a dar voce alle vostre segnalazioni, alle vostre richieste di aiuto. Ci sono i nostri contatti proprio per raccontare quanto difficile possa essere far fronte adesso a questa emergenza economica con i forti rincari di gas e luce. E a proposito di rincari parliamo anche di carburanti, perché i prezzi appunto di benzina e non solo sono volati alle stelle. Pensate, la benzina ora ha superato la soglia addirittura dei 2 euro al litro. I vicentini chiedono aiuto al governo. Nuova ondata di rialzi per i prezzi della benzina e del diesel che schizzano sia per quanto riguarda il self sia per quanto riguarda il servito, sfiorando e talvolta oltrepassando i 2 euro al litro. Per quanto riguarda il benzina eravamo a 1,8,99, adesso siamo passati a quasi 2 euro, praticamente 1,999, quindi diciamo che cominciamo a fare fatica anche noi a prendere carburante. Questa è la variazione fotografata negli ultimi 10 giorni, sulla quale ad incidere sarebbe anche lo scenario della guerra in Ucraina, che ha già avuto forti ripercussioni sul costo delle materie prime. In crisi autotrasportatori, tassisti, bus operator, che hanno visto aumentare i costi fissi delle loro attività, con la voce del carburante che rappresenterebbe il 30% dei costi totali di gestione di tali settori. Famiglie vicentine strozzate che pensano già a tagliare altre voci di spesa mensili. Penso che per qualche famiglia questo comporterà indubbiamente dei tagli e dei risparmi su altri prodotti o su altri servizi. Fai i conti alla fine della settimana, è quasi da cominciare a... Meglio comprare delle scarpe e cominciare a fare a piedi. Certo che se bisogna fare benzina la fai, paghi, e se dobbiamo stare qui a contare anche il minimo centesimo, dopo o stiamo a casa o andiamo in giro a piedi, in bicicletta, quindi insomma i comfort penso che si devono pagare. Andrà a tagliare su altro? Vabbè, per forza. Il gelato in meno, la birra in meno, dici meglio faccio il pieno alla macchina così vado a lavorare. Richiesta unanime l'intervento della politica sulla riduzione delle accise. Bisognerebbe sentire i politici perché, ribadisco, 2/3 del costo della benzina sono accise, non dimentichiamocelo, sono tasse, ecco. Basti pensare a quello che costa la benzina a Livigno e quello che costa qui.
la differenza è di €1 più o meno. E allora se ritoccassero un po' le accise, almeno in questo periodo che stiamo attraversando, senza ombra di dubbio la benzina scenderebbe a prezzi normali accettabili. Come se ne viene fuori? Sperando che si trovi una conclusione politica della vicenda. E restiamo a parlare di problematiche relative al rincaro dei prezzi del carburante. Perché? Perché pensate che in Veneto sono più di 75.000 i trasportatori monoveicolari, cosiddetti padroncini, e sono proprio loro a rischiare di pagare il prezzo più alto per quello che riguarda appunto questo forte, insensato sotto certi punti di vista, rincaro dei prezzi. A dirlo è la CGA di Mestre. Sono 75.820 in Veneto i trasportatori monoveicolari, più comunemente chiamati padroncini. Secondo la CGA sono loro, idraulici, elettricisti, falegnami, tassisti, autonoleggiatori con conducente, trasportatori, bus operator e agenti di commercio a pagare il prezzo più alto del caro gasolio. Già un mese fa dai nostri microfoni la Confartigianato Autotrasporti, marca trevigiana, aveva lanciato l'allarme sul costo del carburante. Oggi la guerra in Ucraina ha ulteriormente aggravato la situazione. Questa settimana il prezzo è lievitato di circa il 10%, significa che lunedì o martedì prezzi al distributore saranno tutti per il gasolio almeno sopra i €2. Secondo i dati della CGA di Mestre, il parco mezzi dei padroncini vede quasi 413.000 autocarri, 355.000 veicoli commerciali leggeri, 21.000 motrici, oltre 3.600 autobus. Quella del carburante è la voce che mediamente rappresenta quasi il 30% dei costi totali di gestione delle imprese di autotrasporto, ma anche di tassisti e NCC, che ha visto aumentare esponenzialmente i costi fissi della propria attività con tariffe ferme da anni. Per le aziende di autotrasporto la strada per sopravvivere dunque sembra essere segnata. Aumentare le tariffe di trasporto. Questo andrà a incidere sulla produzione, andrà a incidere sui consumatori, ma noi non possiamo fare diversamente. Farci del male oggi per tenere i prezzi bassi e viaggiare sotto costo significa che domani la nostra azienda potrebbe essere in pericolo. Gli autotrasportatori sono anche costretti a rivedere i propri piani di lavoro. Cominci a selezionare i viaggi. Se questo viaggio non si può fare, bisogna fermarsi. Ma per i padroncini lo scenario è ancora più complicato. All'aumentare dei costi riduce il suo guadagno fino ad azzerarlo. Però oltre all'azzeramento non può andare a rimetterci di tasca propria per voler lavorare, quindi fate bene i vostri conti. Dalla CGA 2 i versanti sui quali si potrebbe intervenire. Il primo attraverso una riduzione delle imposte, il secondo rivolto specificatamente ai mezzi pesanti, chiedendo all'Unione Europea di modificare le disposizioni in vigore affinché si possa incrementare ulteriormente il credito d'imposta per il rimborso delle accise sul gasolio. Piccola pausa pubblicitaria adesso, restate con noi e poi alle 12:30 linea alla conferenza stampa del presidente Luca Zaia. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30, fra pochi minuti cederemo la linea alla conferenza stampa del presidente Luca Zaia per fare il punto della situazione legata al Covid, ma non solo. Adesso ampia pagina di cronaca, iniziamo da Grisignano che si muove in maniera importante e sensibile per dare un aiuto concreto alle popolazioni ucraine. È partito il primo carico di aiuti proprio in direzione dell'Ucraina, un tir di 21 tonnellate proprio spedito e partito per i territori di guerra. Un tir da 21 tonnellate dove è stata caricata tutta la merce raccolta dai volontari qui a Grisignano di Zocco, proveniente anche dai comuni limitrofi. Generosità dei cittadini confluita in un carico e partita direzione Ucraina. I medicinali verranno ritirati al confine dai militari per essere trasportati negli ospedali rimasti e comunque all'interno dello scenario di guerra. Garze sterili, lacci emostatici, guanti in lattice, flebo, cioccolata, beni di prima necessità, alimenti in scatola in un invetro come raccomandato dalla lista stilata dalla Croce Bianca.
Devo ringraziare il console onorario per le Tre Venezie che ha organizzato il transfer al fine di garantire che questo materiale arrivi alla giusta destinazione. E a giorni partiranno altri bilici dal centro di raccolta di Grisignano. La solidarietà del territorio non si ferma. E adesso leggiamo insieme un'ANSA che è arrivata da poco in redazione. I carabinieri del nucleo del lavoro ispettorato di Vicenza con i colleghi di Bassano del Grappa hanno denunciato, pensate, 140 cittadini romeni per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. Cerchiamo di approfondire la notizia. L'indagine avviata la scorsa estate nasce dopo che negli uffici postali di Bassano del Grappa e di Rosà si erano presentati numerosi cittadini romeni per prelevare la somma mensile, appunto il cosiddetto reddito di cittadinanza, esibendo la carta d'identità del loro paese e il codice fiscale. I direttori degli uffici postali, insospettiti dalla mancanza di documenti italiani e dalla mole anche di persone che si continuavano a presentare agli uffici, hanno allertato i militari. Dalla loro identificazione è stato accertato che avevano presentato la domanda per percepire il beneficio indicando come residenza lo stesso indirizzo di Torino, che però era solo un indirizzo virtuale. La truffa allo Stato è stata di oltre 460.000 euro. E adesso piccola pausa pubblicitaria, poi rientriamo subito con tanta cronaca e vi dicevo alle 12:30 linea al governatore Luca Zaia. A fra poco. Rieccoci a Focus TG, manca poco prima di cedere la linea alla conferenza stampa dalla Protezione Civile di Marghera del governatore Luca Zaia. Vi dicevo, la cronaca, continuiamo a darvi notizie in diretta di quello che è successo, di quello che sta succedendo in Veneto. Ci spostiamo a Busa di Vigonza, dove nella notte c'è stato un incidente che ha coinvolto un camion uscito di strada. Vediamo. Incidente nella notte in via Garibaldi a Busa, nel comune di Vigonza. Un camion alle 4 di lunedì mattina è finito contro un albero dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. L'uomo è rimasto ferito. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno usato cesoie, martinetti e divaricatori idraulici per estrarlo. Stabilizzato sul posto dai sanitari del SUEM 118, è stato poi trasferito in ospedale a Padova. Lunghe anche le operazioni per rimuovere il mezzo che trasportava generi alimentari, utilizzata anche l'autogru. Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi dell'incidente. E adesso le immagini di un vasto incendio a Isola Verde, un incendio con fiamme che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco in un intervento molto complicato. Vediamo. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 17 per un vasto incendio di sterpaglie a Isola Verde di Chioggia, tra l'argine sinistro del Brenta e il Lido Smeraldo. I pompieri sono accorsi da Chioggia, Cavarzere e Mestre con 2 autopompe, 2 autobotti, un modulo antincendio boschivo, 12 operatori e il supporto dell'elicottero Drago 81 per dare via alle operazioni di spegnimento. Oltre 15 lanci effettuati sulle fiamme dall'elicottero prima del rientro. Dopo alcune ore i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme senza conseguenze. E dalle Paralimpiadi arrivano notizie così che ci rendono felici. Bertagnolli oro nella super combinata, una vittoria, la medaglia d'oro di Giacomo Bertagnolli nella super combinata maschile alle Paralimpiadi di Pechino, che insomma ci strappa un sorriso in questa mattinata di lunedì 7 marzo. Per Bertagnolli, portabandiera dell'Italia, è la seconda medaglia dopo l'argento in Super G. Nella categoria Vision Impaired, l'azzurro ha infatti chiuso terzo la manche per poi dominare in lungo e in largo quella che insomma è stata la prova in slalom, prendendosi quindi il
quarto oro della sua carriera. Fra poco, come dicevamo, linea al governatore Luca Zaia per il punto della situazione legata al Covid. Vedete le immagini dalla sala della protezione civile di Marghera, tutto pronto, insomma manca davvero poco alla diretta con il governatore del Veneto. Noi intanto continuiamo con la cronaca perché schianto fra auto in A31, notizia che è arrivata poco fa, un'auto si ribalta, 2 feriti, insomma uno schianto tra 2 auto questa mattina in autostrada sulla A31 all'altezza dello svincolo di Due Ville in direzione nord, 2 persone ferite. La causa dell'impatto, un impatto violento, vediamo è al vaglio insomma dei soccorritori, insomma delle forze dell'ordine che sono accorse immediatamente sul luogo. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi, hanno collaborato con il personale del SUEM 118 che ha trasportato immediatamente i 2 feriti nell'ospedale più vicino. Adesso noi andiamo a parlare di lupi in altopiano, un problema che continua a interessare appunto le nostre montagne. Un lupo si aggira fra le case e il cimitero del paese, un servizio che vi proponiamo proprio a ridosso della conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Vediamo. La stagione invernale sta lasciando il passo alla primavera e i branchidi selvatici dell'altopiano si avvicinano sempre di più alle case e ai paesi. Da Roana arriva l'ennesimo video che conferma la presenza dei lupi a 2 passi dalle abitazioni. Questo enorme esemplare è stato ripreso nei pressi del cimitero di Campo Rovere, dove si aggirava probabilmente alla ricerca di qualcosa da mangiare nei bidoni della spazzatura o nelle immediate vicinanze delle case. Immagini straordinarie che ribadiscono ancora una volta come stia diminuendo la distanza fra i predatori e l'uomo, in un territorio nel quale durante l'inverno sono stati predati molti cani. Alcuni sono stati divorati dopo essere stati sorpresi fuori casa, altri invece sono spariti letteralmente sotto il naso dei proprietari mentre facevano una sgambata. E ritorna ancora una volta pressante l'istanza dei residenti dell'altopiano e delle attività produttive agricole del territorio di fronte a un problema del quale nessuno sembra volersi occupare. E vi raccontiamo adesso di un altro incidente, nel Bassanese ieri sera, intorno alle 11 di sera, in via Ognissanti a Bassano del Grappa, un'auto si è rovesciata dopo la perdita del controllo da parte del conducente, che è rimasto ferito durante appunto questo incidente. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto e chiaramente tutta l'area coinvolta dall'incidente, mentre il conducente è stato trasportato subito in ospedale. E adesso linea al governatore Luca Zaia, che è arrivato a Marghera. Le 2 punte sono solo, però faccio anche veloci. Allora, vi do un aggiornamento rapido rispetto al Covid, anche se qualcuno dice Zaia parla ancora di Covid, sì, perché effettivamente 1 migliaio di pazienti ce li abbiamo, no? E i cittadini continuano a chiederci. I tamponi molecolari sono 9.370.385. I test rapidi sono 18.862.455, totale 28.232.000 test fatti dal 21 febbraio 2020. Positivi nelle ultime 24 ore sono 1.567. Vi ricordo che è un fine settimana, quindi una domenica, 24 ore, quindi un dato un po' così. Totale tamponi effettuati 15.575, un 10% di incidenza. Vedete che sono pochi tamponi, insomma, sono meno del solito, e quindi vuol dire che sono stati fatti in maniera molto più puntuale sui sintomatici, tanto è vero che si alza l'incidenza. Vedrete che domani il dato è diverso. Positivi ad oggi stanno calando, sono 49.134, quindi vuol dire almeno 1 migliaio in meno. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia sono 1.353.637.
Ricoverati totali per Covid 9,89 più 9. I 9,89 sono così suddivisi: 907 in area non critica più 12, vedete che c'è ancora qualcuno che si infetta e va in ospedale. In terapia intensiva continua il calo, siamo a meno 3,82. Fuori dalla terapia intensiva si lavora nelle intensive non Covid, che sono 311, quindi in totale più gli 82 fa 393, quindi quasi 400 posti occupati in Veneto. Totale dei decessi 13.907 più 7, cioè quasi 14.000 persone hanno perso la vita dal 21 febbraio 2020. I dimessi sono quasi 31.000, 30.795. Allora, rispetto ai dati del Covid, e poi vi parlo dell'Ucraina, anche è stata mattina intensa rispetto all'Ucraina. Allora, sui vaccini intanto vi dico che la popolazione è vaccinata, l'89,4% dei veneti sono vaccinati. Evito di stare qui a dire le categorie. Cioè. Abbiamo un RCT oggi 0,80, le terapie intensive hanno un tasso di occupazione del 3,7%, l'area medica ha un tasso di occupazione dell'8,2%, cala ancora l'incidenza perché è a 495 su 100.000 abitanti. Abbiamo fatto nelle ultime 24 ore 2.000 inoculazioni di vaccini, 1998 vaccini, dei quali 1.339 sono booster. Se vi interessano le prime dosi, forse il dato più basso della storia, 121 prime dosi. Però guardate, abbiamo un migliaio di pazienti, di virus ce n'è ancora in giro. Oggettivamente è un virus che ci inquieta meno delle varianti che abbiamo già affrontato. Dico che bisogna fare attenzione, nel senso che ancora le norme dell'utilizzo della mascherina quando ci sono assembramenti, anche se siamo in zona bianca, piuttosto che l'igiene delle mani, sono la condizione sine qua non per comunque mettersi un minimo in protezione. Stanno calando bene le terapie intensive, c'è questo fenomeno nelle terapie intensive che va sottolineato, che alcuni pazienti che carichiamo sono pazienti Covid per caso, ve l'ho già detto anche tempo fa, cioè ci ritroviamo con pazienti che sono lì non perché sono pazienti Covid ma che comunque risultano essere positivi al momento del ricovero, quindi sono sostanzialmente asintomatici al Covid ma hanno patologie così gravi per cui devono finire in terapia intensiva. Non è che sia davanti a un fenomeno che su 83 sono 40, però insomma abbiamo anche questi casi. Una remissione totale dell'infezione ho l'impressione che non ci sarà nel breve e comunque arriveremo a un plateau, diciamo, di pazienti che a un certo punto considereremo fisiologici. Vedo un po' tutte le curve di tutte le province, tranne un'impennatina a Belluno che ho visto che hanno avuto 3 giorni di ricoveri, probabilmente un cluster, è accaduto qualcosa. Vedo che tutte le curve di tutti gli ospedali del Veneto ci dicono comunque che caliamo, è calata bene, diciamo, la parte di ricoveri, adesso si sono tutte stabilizzate, quindi siamo in una fase di stabilità. Vedrete che balleremo attorno a questi numeri forse per un bel po' di giorni. Ad oggi, anche perché ve lo dico, non perché ho la sfera di cristallo, ma perché vedo che tutte le province hanno raggiunto questo plateau e adesso vanno via piatte. Quindi il numero di ricoveri si compensa con le dimissioni. Questo vuol dire probabilmente che avremo questa fase di stabilità che ci porterà a una fase di ricoveri fisiologica che io spero sia molto più bassa del migliaio di persone, perché comunque sono sempre 1000 posti letto occupati. Altre novità non ne abbiamo. Su Novavax non ho l'ultimo dato, ma insomma va avanti pianino, insomma, pensavo che
viste le istanze, viste le richieste, visto tutto quello che sembrava che se c'era Novavax qualcuno sarebbe anche bevuto, non solo inoculato, la verità è che Novavax non rappresenta tutta questa novità, o meglio, siamo davanti a un vaccino che è un vaccino classico, non è RNA messaggero, non ha tutti i problemi che altri hanno intravisto, ma non piace neanche questo, probabilmente. Detto questo, quindi quelle 40.000 dosi che ci hanno dato probabilmente ci basteranno per un bel po', perché ad oggi veramente penso che saremmo, non so, 1500 inoculazioni mi rovino. Detto questo, partita, triste a definirla così, vicenda triste e drammatica dell'Ucraina, ma alimentata anche dalle agenzie di questa mattina, anche recentissime, che ci parlano di corridoi umanitari aperti solo verso la Russia, dove gli ucraini dicono noi in Russia non ci vogliamo andare, e capite che sta diventando una guerra anche sulla pelle delle persone, dei nervi, no? E anche delle provocazioni. Però al di là di questo, io penso che sia fondamentale che il mondo ritrovi la pace, e spero vivamente che i grandi del mondo prendano in mano questa partita e parlino con le parti e che trovino un accordo. Sicuramente i principi da difendere sono moltissimi da parte degli ucraini, però è altrettanto vero che la pace è quella che tutti noi auspichiamo. Allora, questa mattina ho fatto una riunione di quella che poi verrà definita, che è definita da un mio decreto come l'unità di crisi. Ho fatto la prima riunione dell'unità di crisi. Che cos'è l'unità di crisi? Alla luce del fatto che sono commissario, ho cercato di mettere attorno al tavolo un po' tutti gli interlocutori questa mattina, che sono rappresentati da quegli interlocutori istituzionali che più hanno responsabilità rispetto a quello che sta accadendo. L'ingegner Soppelsa, che è l'ingegnere che si occupa della protezione civile, piuttosto che il dottor Flor della sanità, e poi chi c'era ancora? L'avvocatura, il bilancio, Rosi, insomma c'erano un bel po' di persone, dottor Marchesi per l'ambiente, poi c'era il dottor Tomiato per l'ARPAV, insomma un po' tutti gli interrogatori, il dottor Comacchio per l'agricoltura. Insomma, quella che è un'unità di crisi, c'era presente ovviamente il prefetto Zappalorto, l'ho voluto invitare, e quella che è un'unità di crisi che fa sintesi al suo interno, discute e decide quali sono le linee guida da portare nelle diverse istituzioni. La legge mi dà la facoltà di nominare soggetti attuatori alla bisogna, cioè nel senso che io ho anche iniziato a nominarne di soggetti attuatori. Intanto ho nominato come mio vice con un decreto questa mattina, anzi con un'ordinanza, ho fatto la mia prima ordinanza stamattina, il decreto è quello che ha istituito l'unità di crisi e che ha anche identificato con il mio decreto, con la mia ordinanza, l'ordinanza commissariale ha identificato, diciamo, riprendo, il decreto del 4 prevede anche la nomina del mio vice, che è il dottor Nicola Dell'Acqua, il quale con l'ordinanza di oggi, che ho firmato oggi, è il coordinatore del tavolo dei soggetti attuatori. Intanto ho nominato la dottoressa Russo per la sanità, il dottor Tomiato per l'ARPAV e l'ingegner Soppelsa. Ovvio che questo, come si può dire, sono tutti provvedimenti aperti in base alle emergenze, e poi avremo i soggetti attuatori. Vabbè, questi sono un po', come si può dire, sono un po' dei linguaggi che noi già conosciamo, no? Il tema dell'unità di crisi, il coordinatore dell'unità di crisi e i soggetti attuatori. La legge dice che il commissario si può valere delle istituzioni dello Stato, per cui, di tutte le istituzioni, per cui qualora ci fosse un'emergenza, una necessità particolare,
procederò con ulteriori nomine di soggetti attuatori. Vi voglio dire che si è completato intanto con il provvedimento della protezione civile, finalmente abbiamo tolto tutti i dubbi che avevano alcuni, pochissimi, e avete visto che è stata regolamentata la fase di ingresso nel nostro paese e quindi in Regione del Veneto da parte dei profughi rispetto a tutta una serie di procedure, ovvero che sono quelle di natura sanitaria. Quindi cosa fa il Veneto? Ne abbiamo parlato anche stamattina. Procede, nel momento in cui si presentano i profughi, alla verifica dello stato di salute, tampone, cioè, siamo in emergenza Covid, vi ricordo, e devo anche dire che mediamente rispetto ai pullman non sono tantissimi quelli che sono positivi, però ce n'è qualcuno. Ho visto solo un pullman l'altro giorno che ne aveva quasi metà di positivi, capita probabilmente un cluster che era già partito da lì, però insomma riusciamo a controllare. Garantiamo a questi signori la possibilità di vaccinarsi, quindi l'accesso alle vaccinazioni. A loro viene garantito poi la possibilità di spostarsi e di avere, diciamo, fra virgolette, una deroga al Super Green Pass per 5 giorni, termine definito dall'ultima riunione che abbiamo fatto l'altra sera, massimo per poter raggiungere i parenti o un alloggio. Ovviamente previo tampone molecolare o antigenico, cioè vuol dire che hai la possibilità in 5 giorni di andare a raggiungere la tua meta finale, ma comunque se utilizzi un treno piuttosto che un traghetto o un aereo devi avere un tampone, punto. Quindi non era vero, come ho sempre sostenuto, che c'era il canale dei profughi che avevano la deroga al Super Green Pass e poi avrebbero avuto tutte le deroghe per andare a sostituire i lavoratori veneti. Ecco, ste fandonie qua non sono vere e poi si concretizza la verità leggendo i provvedimenti. Quanti sono? Noi abbiamo fatto un calcolo, stiamo tentando di redigere un bollettino, non è facile in questa fase, però 1 migliaio sono già entrati e presenti in Veneto. Perché ve lo dico? Perché abbiamo un elemento di lettura che è quello dei tamponi. La protezione civile nazionale ci preannuncia un flusso importante da 700.000 a 1 milione di profughi. È verosimile che potrebbero essere destinati a avere come destinazione un po' tutte le regioni italiane. Quindi capite che se fosse così, se fosse 1 milione, noi potremmo potenzialmente averne almeno 50.000 o 40.000. Cioè, si parla di 6 milioni, 7 milioni di profughi. Se ne arrivassero 1 milione in Italia e pensassimo di fare un 20°, 50.000 potrebbero essere destinati al Veneto. Siamo molto preoccupati di questo aspetto. Tant'è vero che ringrazio tutti i cittadini, e sono ormai 1 migliaio le offerte, potete scrivere le offerte che la Protezione Civile ha tramite il numero verde della Protezione Civile, che vi chiederò la cortesia di ripubblicare, in modo tale il tema dei moduli, perché chi mette a disposizione abitazioni, c'è chi mette la seconda casa a disposizione, chi mette a disposizione la propria casa per ospitare in casa. Abbiamo il fronte degli alberghi che stamattina fra l'altro in riunione ha dato un mandato, perché ogni soggetto attuatore poi per il suo comparto ho detto che dovrà chiudere accordi rispetto all'ospitalità, quindi sul fronte degli alberghi ci dicono pagateci i costi vivi, vediamo di capire, anche questo sarebbe una forma di ospitalità. C'è un bel dato che devo dirvi, tra i tanti, c'è anche chi vive nelle case popolari e si dichiara disponibile ad accogliere. Abbiamo alcuni esempi in Ater su questo fronte. Le figure dei profughi che arrivano sono figure variegate. Abbiamo in arrivo un pullman di 40 persone, dei quali 15 sono disabili.
dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e verranno inseriti questi disabili nella struttura di Noale. Cioè, è una tragedia che ci vede molto partecipi. I veneti, ve lo dico, migliaio già di telefonate le hanno fatte. Hanno già versato 143.860 euro, virgola 28, non so perché virgola 28, però insomma dai, 143.860. Vi chiederò la cortesia di ripubblicare il numero per i versamenti. È un conto corrente della Regione che avrà una sua contabilità, e come commissario penso che l'utilizzo migliore sia quello di aiutare direttamente le famiglie con bambini. Guardate che da noi arrivano mamme e bimbi, i maschi non li fanno più uscire, gli uomini che arrivano qui sono quelli partiti per primi, ma oggi il vero tema è che escono dai corridoi umanitari, c'è il rischio che escano solo donne con bambini, quindi l'ospitalità nella stragrande maggioranza dei casi tratterà di questo. Stamattina il Sole Calzavara mi diceva che, giustamente mi ricordava, noi abbiamo Villa Rieti Rota a Motta di Livenza, che è lì abbandonata perché non riusciamo a venderla, era stata pensata come un centro di formazione con ospitalità. Non ci sono più le cucine, non da noi, io ho ereditato tutta sta roba restaurata là con l'erba alta, non siamo riusciti a vendere, ecco lì probabilmente accoglieremo anche lì. Stiamo ragionando su un hub. Che cos'è un hub? Un posto dove ci sia un piazzale, ci sia una struttura al coperto, ancora non abbiamo deciso, dove comunque chi arriva arriva lì, trova i tamponi, trova le prime informazioni, che so, un prestito d'onore per comprarsi un biglietto, le solite robe, per il treno, le informazioni sanitarie o quant'altro. Perché se dovessimo avere flussi da 30, 40, 50.000 persone, è impensabile che ogni piazza del Veneto diventi hub. È più logico anche per questi signori che ci sia qualcuno che li riceve con tè caldo, con un'informazione, con tutto quello che serve, che sia un centro strutturato che dà informazioni e che non veda sta gente, come si può dire, persa a girare per i territori, anche perché c'è un problema di lingua e altro, per cui l'idea è quella di mettere in piedi un hub che possa avere persone che in lingua possano anche ricevere i loro conterranei oppure persone che comunque parlano la stessa lingua. Basta, non aggiungerei altro, cioè, le riunioni si susseguono perché abbiamo piani e attività da portare avanti, non abbiamo particolari emergenze oltre a queste in questo momento, se non quella dell'ospitalità, insomma, cioè, quella dell'ospitalità ci preoccupa. Arrivano bimbi ammalati, lo sappiamo già che arriveranno bimbi ammalati, e questi 15 disabili che arriveranno non sappiamo il grado di disabilità, e quindi anche questa è una preoccupazione. Non sappiamo se hanno dei familiari, se nel pullman delle 40 persone sono familiari oppure se sono totalmente abbandonati. Insomma, la situazione in Ucraina è disastrosa, è di morte ma anche di totale abbandono. Abbiamo veneti che ci hanno contattato, che hanno congiunti che si sono ingabbiati lì, nel senso intrappolati lì per tutta una serie di dinamiche, anche quella più banale, diciamola, perché questa ci viene spesso rappresentata, cioè l'abitante di Kiev che dice sta scoppiando un po' di casino, me ne vado a abitare in campagna per un po' di giorni. Alla fine la campagna si è trovata ancora più isolata, con i ponti bombardati, non hanno neanche da mangiare, e quindi si ritrovano nostri conterranei, o meglio diciamo congiunti di conterranei sono stati segnalati, isolati nelle campagne o nei territori, diciamo, di periferia. Cioè, la situazione è abbastanza in movimento. La speranza è che l'Europa, i grandi del mondo, visto le dichiarazioni del premier, del presidente cinese, ho visto le dichiarazioni, insomma, un po' di tutti, insomma, che
facciano in modo di trovare la soluzione, perché adesso ci vuole la soluzione. È impensabile, perché questa guerra ci fa capire una cosa, che se resta in piedi coinvolge il mondo. Cioè, questo purtroppo è il guaio. Quindi se è una vicenda che si risolve velocemente ne veniamo fuori tutti, altrimenti dovremo cominciare a parlare di terza guerra mondiale, e penso che nessuno di noi voglia neanche metterlo in inventario. I veneti possono stare tranquilli, nel senso che stiamo seguendo questa vicenda, siamo a 2000 chilometri da questi territori. Oggi l'unica emergenza che abbiamo, ripeto, è quella dell'ospitalità e ovviamente quella della pace. Questo lo do di default per scontato. Se avete domande approfittiamo. Io suggerirei questo: quando facciamo questi punti alla protezione civile eviterei domande all'atere, fatele qui pubblicamente in modo tale che tutti le sentono, mi date anche una mano a comunicare meglio, perché poi i veneti sono angosciati anche da sta roba, no? Giustamente. Tosato? Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei allude a un'ipotesi di 50.000 profughi ucraini che potrebbero giungere in Veneto. Nei giorni scorsi lei ci ha detto che la previsione era quella di un passaggio, di un transito più che di un insediamento. Ha l'impressione invece che adesso queste persone, anche sull'onda così, insomma, del precipitare degli eventi e l'aggravamento della situazione, potrebbero scegliere anche la nostra regione, la nostra terra per un... No, guarda, io penso una cosa, che io non è che ipotizzo i 50.000, faccio un conto della serva, che se sono 1 milione, un ventesimo potrebbero essere 50.000. Dopodiché è innegabile, la Moldavia ce lo insegna con le dichiarazioni che sta facendo il Premier in queste ore, o la Polonia, che chi scappa dalla morte e dalla fame e non ha un parente in Italia non è che viene in Italia, cerca di fermarsi, diciamo, lungo i confini dell'Ucraina, sperando di poter tornare a casa velocemente. Quindi io ipotizzo che in questa fase l'ucraino che fa 2000 km con il pullman li fa perché comunque ha un riferimento qui in Italia, se no non li fa. Ha 3.000 altre opzioni che sono molto più vicine e molto più raggiungibili. Quelli che arrivano qui sicuramente vengono o per ricongiungimenti familiari o perché sono di passaggio, perché noi siamo la porta d'ingresso assieme al Friuli Venezia Giulia. Gran parte dei profughi arrivano da Fernetti o da Gorizia, poco in questa fase dal Brennero, quindi arrivano da est e si diffonderanno come una diaspora in tutta Italia, tanto è vero che noi abbiamo molte richieste di chi vuole andare in Sardegna piuttosto che a Napoli, altre robe ve l'ho già detto. Quindi direi ai veneti che noi non abbiamo oggi certezza dei numeri, questo è poco ma sicuro, e speriamo che non siano così importanti, prima di tutto per loro perché è una tragedia che vivono sulla loro pelle, e poi per noi perché il tema dell'ospitalità è un tema che è complicato, perché ospitalità vuol dire non solo alloggio, vuol dire tutta una serie di servizi a partire dall'alimentazione che tu devi garantire. Ha previsto in sede di unità di crisi uno stanziamento straordinario di risorse per questa emergenza, un primo stanziamento? Ma c'è uno stanziamento della protezione civile, io come commissario ho questo budget che condivido, ma che come si può dire, è una posta messa lì per tutti i commissari di 10 milioni di euro che verrà rimpinguata, è ovvio, no? E a livello nazionale ci hanno garantito che comunque ripianeranno le spese anche per le spese sanitarie, dopodiché noi come al solito facciamo la nostra parte, i veneti già con la solidarietà stanno facendo tanto, 143.860, dico che questi versamenti aiuteranno bimbi, mamme, e quindi chi vuole versare ha l'occasione di farlo direttamente e ha la garanzia che non fanno il giro del mondo sti soldi, ma se vengono gestiti in Veneto, come abbiamo fatto con i 58 milioni di euro del Covid. Mi aspetto che ci siano anche i grandi imprenditori, come è accaduto con il Covid, e sono sicuro che qualcuno mi ha già chiamato, che magari faranno qualche versamento. La ringrazio. Prego. Zambon. Non pensavo toccasse già me.
Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle qualche dettaglio in più rispetto a questa ipotesi di hub all'arrivo. Non c'è nulla di deciso. Ma è una struttura temporanea, si immagina questo, giusto per... No, approfitteremo, perdonami Martina, magari approfitteremo di strutture che esistono già, cioè nel senso che può essere una fiera, un capannone con un piazzale, insomma qualcosa che sia anche comunque dignitoso per l'accoglienza di queste persone, che avranno il loro primo checkpoint dove dicono questi documenti che mi servono, c'ho questo problema. Quindi si tratta, perché finché i flussi sono quelli di oggi non serve, ma se vediamo che i flussi si gonfiano noi dobbiamo avere un punto di riferimento e dobbiamo essere efficienti come al solito, ma oggi non c'è nessuna ipotesi sul dove e comunque non è un hub di ospitalità, è semplicemente, come si può dire, l'hub per fare il giro del palo e poi avere la strada diritta, no? Quindi un modo anche per raccogliere domiciliazioni e tutti quei dati che al momento pare difficile raccogliere perché si va direttamente dai familiari, capisco bene. E in più la parte sanitaria. Non c'è controllo sul flusso, oggi non c'è controllo. Abbiamo fatto una riunione sabato o domenica, non mi ricordo, forse sabato, non mi ricordo più, scusate, ne vedo talmente tante nelle videoconferenze. E il capo delle dogane diceva che noi abbiamo un problema, no? Perché si diceva facciamo i tamponi alla frontiera e la risolviamo lì e lì abbiamo tutti i dati, ma noi non siamo, cioè quando si presenta davanti a noi un cittadino alle nostre frontiere è già Schengen, perché noi non siamo territorio di confine con l'extra Schengen, cioè noi abbiamo la Slovenia, quindi arrivano alla Slovenia, noi in via teorica non abbiamo neanche una sbarra, niente, perché si transita, è libero perché sei in territorio Schengen. Questo è il grande limite nostro, cioè non siamo la Polonia che ha ridosso e allora ha un controllo di frontiera, quindi noi alle frontiere non riusciamo a far nulla, lo possiamo fare con questi hub che se i flussi saranno importanti io prevedo che nasceranno in tutta Italia. Prendendo contatti con le associazioni che si occupano poi dei trasporti, immagino. Certo. Ma poi diventerà un flusso normale perché quando, cioè, sarà poi un passaparola, no? Perché chi arriva qua sa già che c'è l'hub o ci saranno più hub di riferimento per avere poi tutto quello che sono le prime informazioni e i primi servizi che comunque devono avere. Cioè, lo stesso immigrante, scusatemi, profugo che ha bisogno di utilizzare i mezzi pubblici sa che ha 5 giorni di tempo e deve fare i tamponi, per cui in quel lab gli faranno i tamponi e lui saprà che potrà tranquillamente poi, perché poi è brutto come termine ma è il termine, ci sarà la rottura di carico, no? Cioè c'è un punto dove arriva il pullman pieno e poi c'è la rottura di carico, ognuno va per la sua strada, cioè il pullman non è che cioè, ti porta a domicilio. Grazie. Prego. Andrioli. Io ve lo dico già che non escludiamo nei casi più tragici vuol dire tipo i 15 disabili, bimbi oncologici, di andare a prenderli. Cioè, ovvio che non possiamo fare per i cittadini che sono in grado, sono in salute ma vivono questa tragedia, ma se ci fossero segnalate situazioni al limite non escludiamo anche di andare in soccorso. Fino al confine dove ci daranno nei campi di accoglienza che hanno lì, cioè, faremo anche noi la nostra parte. Senza nessuna esaltazione, cioè se ci dicono che sono i bimbi oncologici da andare a prendere perché si possono curare alla clinica pediatrica di Padova piuttosto che di Verona o da altre parti, facciamo anche questo contributo solidale, no? Presidente, cerco di capire. Prego. Dopo aver parlato anche in prefettura sullo stato giuridico e quindi il coordinamento, perché c'è la dimensione sanitaria ma poi c'è anche tutto il resto. Ognuno sta andando per i fatti suoi in questo momento. Il presidente dell'ANCI, Conte, dice abbiamo bisogno da Roma di chiarimenti anche metodologici in modo da non avere più liste, uno a destra, a sinistra, lo fa il comune, lo fa l'ANCI, lo fa l'associazione di volontariato. Da Roma che rassicurazioni avete avuto dal punto di vista proprio metodologico, onde evitare dubbioni? Sì, ho capito. Intanto partiamo dall'ordinanza che istituisce la figura commissariale, che è un po' di ordine nel disordine umano che si crea in queste situazioni. Allora, la protezione civile regionale con il numero verde intercetta tutto quello che sono le offerte di
ospitalità. Le spacchetta per provincia e le dà ai prefetti, perché i prefetti nelle province fanno questo lavoro. Ma il punto di riferimento è solo la Regione Veneto o i comuni lo possono fare in autonomia? Perché ieri l'ha fatto la città metropolitana di Venezia e il sindaco. No, ma poi, sentite, siamo in emergenza, chi lo vuol fare lo fa. Ovvio che quando lo fai in autonomia, poi magari non hai tutti i link, ma io penso che se un sindaco ha uno stabile, una scuola chiusa, vuol mettersi le brande e dire voglio ospitare, se magari c'è anche il pullman di un paesano che gli ha un contatto con l'Ucraina, segnalerà che è arrivato sto pullman. In questa fase qui ci possono stare anche queste iniziative, io non ci vedo nulla di negativo, l'importante è raggiungere l'obiettivo di dare ospitalità, così. Pensare che ci sia un grande fratello che controlla al millesimo tutto il territorio è impensabile, no, è impossibile. Con le nuove tecnologie, le schede online è quasi più facile rispetto al grande fratello. Un maggior coordinamento rende anche molto più semplice, non il tracciamento, perché è brutto dirlo, ma dal punto di vista sanitario da una parte e poi anche per tutto quello che serve dal punto di vista dello status per i singoli, visto che sono bambini e sono anche mamme. Per noi è fondamentale che ci sia la segnalazione, perché nel momento in cui arrivano in un comune, poi è ovvio che hanno bisogno dei tamponi, delle vaccinazioni, di tutto quello che è previsto, se le vogliono fare le vaccinazioni. A parte il fatto che sui bimbi ci sono le vaccinazioni obbligatorie in questo paese, oltretutto. Questo vi posso dire io. Dopodiché siamo in una fase iniziale, dovete anche comprendere che è una fase nella quale stiamo cercando di costruire un nuovo modello, anche per noi non ci siamo mai occupati in maniera così importante di profughi. Si è sentito anche col suo omologo Fedriga, che è anche presidente? Ma sì, lo sento spesso, oppure ci incontriamo. Dal punto di vista delle regioni, vi organizzate? L'organizzazione è identica, nel senso che Fedriga ha un'incombenza in più, che è il primo varco d'ingresso in Italia, per cui da lì passano tutti. In questa fase abbiamo contezza del fatto che chi viene in Italia, lo dicevo prima rispondendo a Tosato, ci viene perché ha dei contatti, quindi sono ricongiungimenti fondamentalmente. Altro? Manzan. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Quindi lei diceva 1000 dei tamponi che abbiamo fatto sono già arrivati e 1000 sono le offerte di alloggio. Sì. Quindi chi ha offerto l'alloggio li sta già ospitando oppure sono ancora disponibilità in itinere? No, ci sono dei casi, dopodiché dei 1000 che si sono fatti i tamponi, e non vi so dire in questa fase quanti si sono fermati in Veneto, quanti hanno proseguito verso le loro mete. Molti ci hanno chiesto di proseguire. Adesso con il decreto hanno risolto il problema dei 5 giorni per il trasporto con il tampone per arrivare a meta. Quindi questo è un dato che non abbiamo, ma che guarda anche dal punto di vista del Ministero degli Interni. Questa è una questione che ho posto anch'io in riunione. Non c'è un controllo del flusso e andrebbe abbinato, secondo me, a una certificazione sanitaria. Se tu dici a chiunque arriva che comunque con una certificazione sanitaria ha accesso a tutti i servizi eccetera, hai di fatto un database, però questo lo devono decidere a livello nazionale. Secondo me sarebbe fondamentale, è una delle osservazioni che ho fatto nell'ultima riunione, perché noi abbiamo un database, ma è dei tamponi di coloro che vengono a farsi il tampone, perché immagino che se uno c'è il parente a Conegliano, arriva con l'auto, va dal parente, è finita lì. I disabili in arrivo, lei ha detto nella 15. struttura di Noale, Sì. Significa l'ex ospedale oppure una struttura per disabili? Mi hanno detto la struttura di Noale, penso che sia la struttura di Noale, cioè che sia la struttura per... immagino, adesso lo approfondisco, immagino che parlasse dell'ospedale, però lo approfondisco. Sono 15 su 40. C'è questa possibilità di avere il permesso per muoversi per 5 giorni. Sì. Qui in Veneto abbiamo avuto esponenti anche della sua maggioranza che hanno contestato il Green Pass, la deroga al Green Pass per i profughi. Abbiamo avuto l'assessore Donazzan, poi l'onorevole Bazzaro, che è del suo partito, che addirittura ha detto come la mettiamo con i ricattati italiani che sono a casa, eccetera. Allora, facciamo un po' di ordine. No, ma io ho l'impressione che molti di questi commenti siano nati dalla disinformazione, perché mai nessuno ha avvelenato l'idea. Io parlo di chi era al tavolo c'ero io, con gli altri colleghi presidenti di regione,
e l'ingegner Curcio, mai nessuno ha balenato una deroga, ma io l'ho detto dal primo giorno, stiamo parlando addirittura, cioè, la prima proposta, se vogliamo dirla tutta fino in fondo, era punto a punto, cioè tu dici arrivi a Conegliano e devi andare a Padova, la tua deroga è da Conegliano a Padova, dopodiché giustamente nel ragionamento molti hanno detto ma scusate, se uno deve andare un po' più distante, c'è un guaio eccetera, facciamo i 5 giorni con i tamponi e tutto e si fanno arrivare a destinazione, tutto qua. Quindi preoccupazioni diciamo sollevate che hanno avuto una risposta che è chiara, che non erano fondate. A proposito dei vaccini, avete dati su quante persone in arrivo hanno anche accettato la vaccinazione? No. Perché l'Ucraina è uno dei paesi che ha il più basso tasso di profilassi, siamo sul 35%. Lo sappiamo, no. Noi offriamo anche ovviamente il vaccino, però vi ripeto, stiamo tentando di riuscire ad avere un bollettino quotidiano da darvi, ma guardate, in questa fase è veramente difficile. Però qualche vaccinazione sicuramente sarà stata fatta, ma non vi so dire quanto. Prego, altro? Prego. Giacomuzzo. Qual è la trafila partendo dal basso allora? Se il cittadino che ospita il parente o l'amico che sta arrivando deve segnalarlo dove? Al comune? Deve segnalarlo all'USL? Arriva, non segnala niente per arrivare? Ci sono due aspetti. Il cittadino, se vuol dare disponibilità, chiama la protezione civile il numero verde che voi mi darete una mano a diffondere. Sì, ho il sito, certo. E mi diceva Bottacin che sta seguendo questo filone, questa roba che segue l'assessore Bottacin. Dall'altro ho l'assessore Lanzarin, arriva l'immigrato al tampone, si fa tutte le sue robe, probabilmente ha qualcuno che lo ospita, l'incrocio delle due cose avviene nel momento in cui il profugo che arriva dice io non so dove andare, a quel punto faremo l'incrocio, come? Tramite la prefettura, tramite i territori, in base ai dati di disponibilità che abbiamo. Questo è quello che è previsto, cioè noi non ci occupiamo direttamente dell'ultimo miglio, perché lo fa la prefettura, perché lo prevede la legge che sia la prefettura. Prego. Scusi, prego. Quindi quando lei dice che sono 1000, un migliaio, sì. Un migliaio che hanno avuto il tampone, non è detto che siano 1000 quelli arrivati, possono essere molti di più. O anche o di meno quelli che sono rimasti in Veneto, non lo sappiamo. Beh, comunque che hanno avuto il tampone 1000. Sì, potrebbero, sicuramente sono di più, perché anche uno in più c'è che non è passato al centro tamponi. E magari non si è neanche recato dalle forze dell'ordine per farsi registrare. Quindi no, però alla fine il tema dello status e della registrazione alla fine poi tornerà utile per l'accesso a tutto quello che sono i servizi pubblici, eccetera. Però questo è un problema del Ministero degli Interni, dovete sentire diciamo il prefetto. Sì. Neanche l'Europa si è mossa ancora, No, questo è scandaloso, però io spero che porti bene questo, no? Che vorrà dire che finisce velocemente questa vicenda, che ci inquietano un poco. Altro? No, semplicemente rilacciandomi alla domanda del collega, nel caso in cui un cittadino residente qui dovesse decidere di accogliere i parenti, la suocera, perché magari ha sposato una cittadina ucraina, a chi deve fare la segnalazione? Questa è una cosa che ci viene chiesta spesso, deve andare in caserma dei carabinieri a dire domani e poi vi arrangiate voi, deve andare in comune. Guarda, secondo me il tema è sempre riferito alla prefettura che poi darà gli estremi per questa. Guarda, noi abbiamo fatto la prima riunione oggi, non compete a noi, ma è il tema che ho posto anch'io oggi al prefetto, cioè la dichiarazione dello status di rifugiato che passa attraverso le prefetture, per cui è fondamentale che... Quindi si telefona in prefettura dicendo io sto per ospitare suocera o in comune. Sì, poi raccolgono i dati. Ovviamente immagino che le prefetture faranno un vademecum rispetto a questo, perché è una fase che non compete a noi.
Ma neanche come commissario, Presidente? No. A coordinare questo? Però sono chiare le mie funzioni, no? Cioè non sono queste. Cioè, la mia funzione è quella di dire nessuno deve rimanere all'addiaccio, punto. Cioè, devono avere ospitalità, organizzare l'ospitalità e occuparsi della sanità. Questo è quello che compete a me. Che è la fase più problematica, perché poi uno che quando c'ha un letto, c'è una casa, c'ha del cibo, poi se denuncia oggi o fa l'autodenuncia domani non è che casca il mondo. Altro? Prego. Sempre ritornando sulle offerte, sì. Attraverso il modulo che lei come commissario ha predisposto, uno può offrire qualsiasi tipo di servizio, cioè non solo l'alloggio ma anche il lavoro, eventuali servizi di interpretariato e quant'altro. Visto che il decreto della protezione civile all'articolo 7 prevede che in questo caso i profughi possano lavorare, avete avuto offerte di lavoro oltre che di alloggio? Ma sono quelle che poi avete pubblicato spesso anche voi, no? Cioè di imprenditori, e devo dire che alcuni mi hanno anche chiamato, mi dicono noi saremo disponibili. C'è una disponibilità da parte di grossi industriali del Veneto, anche qui si è aperta una discussione, cioè Zaia vuole sostituire quelli che non sono vaccinati, che sono a casa, cioè, voglio ripetere a chi si rifiuta di capire, gli eventuali profughi che andranno a lavorare ci vanno con le regole dei cittadini italiani, cioè se sarà ancora esistente la regola del vaccinato sopra i 50 anni, se no non lavori, anche loro, se hanno più di 50 anni, dovranno essere vaccinati. Le deroghe che sono chieste per le assunzioni non sono dal Green Pass o al tampone per il Green Pass leggero, ma sono del decreto flussi, perché siccome sono immigrati vanno per quote, quindi il tema del superamento del decreto flussi. Ad esempio i balneari ci dicono che avrebbero assolutamente la possibilità di farne lavorare molti, perché poi, diciamolo fino in fondo, non si trovano lavoratori per fare la stagione, perché qua si sta presto a dire ma è tutta una congiura, cioè, se qualcuno vuole fare la stagione si sappia che in Veneto ci sono albergatori disposti ad assumere. E che sono donne, per cui non è che possono andare cioè donne con bambini, quindi avranno anche dei limiti. Certo, avranno anche degli impedimenti, ma quei 2 o 3 che vorranno lavorare, e se ci sarà il superamento del decreto flussi, potranno avere rapporti lavorativi con, che so, facendo gli stagionali o altro. Altro? Sì. Prego. Buongiorno. Notizie da Roma per quanto riguarda cosa succederà dopo il 31 marzo, Super Green Pass, no. roadmap di alleggerimento delle restrizioni? No, nessuna notizia. Allora, se guardiamo i dati sanitari, penso che l'obiettivo sia stato raggiunto, no? Poi io non sono il CTS, non so che valutazioni facciano, e conosco la situazione del Veneto. Oggi potremmo ragionevolmente dire che si può superare, diciamo, la dimensione del Super Green Pass e della certificazione, però, ripeto, non compete a noi. Cioè se lo chiedono a noi diremo che per noi sta bene che si consideri superato. Immagino che al 31 marzo comunque, finito lo stato di emergenza, si provveda anche a questo, fermo restando che la storia di questa che abbiamo vissuto, so che farò incazzare qualcuno, ma questa evoluzione la dobbiamo all'89,4% dei veneti che si è vaccinato. Almeno resti questo nella storia, no? Grazie. Prego. Sì, Presidente, adesso le agenzie hanno battuto in questi minuti la notizia che Putin, il governo russo, ha inserito anche l'Italia nell'elenco dei paesi ostili. Perché abbiamo le sanzioni. Un provvedimento atteso, insomma, conseguente alle sanzioni. Ricordo che lei, mi sembra nel corso del suo primo mandato, partecipò a una missione, o fece comunque una visita, insomma, a Mosca, in fiera, mi pare fosse una questione di mobili, di legno, eccetera. Erano tutti veneti. E ci riferì che, insomma, c'era una presenza massiccia di veneti e c'era un clima
piuttosto favorevole, insomma, verso il nostro paese, verso i nostri operatori. Che effetto le fa questo cambio di... Ma sai, c'è un intervento di Draghi, penso l'abbia fatto stamattina in Europa, nel quale dice: io spero che gli altri paesi europei seguano l'esempio dell'Italia, no? Sulle sanzioni, perché noi siamo stati tra i primi a decidere di adottare le sanzioni. Vedo cosa sta accadendo comunque in generale, vedo il rublo dall'agenzia di un'ora fa che è crollato del 60%, vuol dire che chi aveva un risparmio di 100 in rubli oggi vale 40. Vedo le agenzie di rating che parlano di default della Russia. Penso che comunque questa guerra ci sta aprendo uno scenario che è assolutamente nuovo, no? Che è quello che è una guerra che comunque non si combatte solo con le armi convenzionali, ma c'è tutto un aspetto di mercati, di finanza, di forniture. Cioè, oggi abbiamo il grano a Chicago che vale 430 euro tonnellata. Penso che sia più che raddoppiato il prezzo, cioè una roba più che raddoppiato, se non triplicato. Adesso noi in questa stanza buia cominciamo a intravedere delle cose certe. Abbiamo capito che rispetto alle forniture dovremo mettere in inventario che tutto quello che veniva da quei paesi avrà difficoltà a raggiungerci, ma abbiamo anche capito che quei paesi non possono, lo vediamo dal tema default, dal tema rublo, non possono vivere senza di noi. Cioè, vi ricordo che l'Europa è il più grande mercato al mondo, cioè il più ricco mercato al mondo, con 450 milioni di abitanti. Adesso c'è da capire se anche questa pressione rispetto all'economia e alle cose che accadono possa fare rivedere le posizioni della Russia. Tutto qua, anche perché peseranno sulla Russia in maniera importante, ma pesano anche sulle nostre imprese, questo è poco ma sicuro. Leggevo prima di un'azienda, evito di citarla, ma insomma un'azienda nota, famosa, leader per la carta, che ha dichiarato che spegne tutte le fabbriche, l'avete battuta in agenzia, era Progest, per il costo dell'energia. Cioè noi abbiamo i fermi produttivi per l'eccessivo costo dell'energia, vuol dire che diventa controproducente produrre, cioè dove il costo di produzione supera il costo di vendita. Lo scenario è abbastanza inquietante. Scusi, posso? Prego. Lei prima ha tranquillizzato i veneti, ha detto siamo a 2000 km di distanza, l'unica emergenza che abbiamo è l'accoglienza, però molta preoccupazione c'è dopo l'incidente, l'attacco alla centrale nucleare, benché ridimensionato, la corsa psicotica in farmacia per avere le pastigliette di iodio. Lei li rassicura? Sì, guarda, io ti dico cosa dico con i nostri piani. Allora, intanto i cittadini dobbiamo dire, rispetto a quello che dice il mondo scientifico, i piani che abbiamo, che il pericolo, diciamo, dell'eventuale esplosione nucleare, abbiamo un piano perché abbiamo la centrale più dirimpettaia a noi è quella della Slovena, ha diciamo, un effetto al di sotto dei 200 km di distanza, in maniera importante. ARPAV rileva da sempre la radioattività. Non vorrei che passasse l'idea che ARPA aveva iniziato stamattina o ieri, perché c'è una dichiarazione di Putin che va tenuta in seria considerazione, ha detto noi le centrali non le vogliamo colpire, spero sia così. La distanza che noi abbiamo è sui 2000 km, quindi i nostri clinici ci dicono guardate che per il piano che abbiamo noi, ma non è che abbiamo un piano perché ce l'abbiamo da sempre, non siamo un paese con le centrali nucleari, ma ce le abbiamo a 200 km, quello che è 300, non so quanto sia, e per il piano che abbiamo noi non è questo il problema che più ci tocca da vicino. La profilassi della pastiglia, anche qui, spieghiamola bene fino in fondo. Premesso che c'è un problema, che solo in Italia è un farmaco, in giro per il mondo è un integratore alimentare. La pastiglia
la si dà col principio della spugna, no? Cioè la tiroide, immaginate una spugna, se la spugna è piena di acqua può ancora avere acqua, no? Se la spugna è piena di iodio, cioè la tiroide la saturiamo di iodio e usiamo l'ioduro di potassio, la pasticca, se arriva lo iodio radioattivo nella nube non trova collocazione in tiroide, questo è il principio. Ma stiamo parlando di un effetto che si coglie intanto, più importante, è indicato clinicamente sotto i 40 anni. La pastiglia va assunta nel momento opportuno, se viene misurata una radioattività che è stabilita dai clinici, dalle centraline, e entro 2 ore dal momento in cui si stabilisce. Ma bisogna essere a meno di 200 km. Però al di là di questo, secondo me il tema vero è un altro, che in un mondo come questo forse varrebbe la pena che l'Italia approfittasse anche per fare in modo che questo non sia più un farmaco ma sia un integratore. Allora, adesso si legge spesso, no? Ma la Svizzera hanno tutte le pasticche a casa. Sì, hanno le pasticche a casa perché hanno i reattori nucleari che producono energia attorno a casa, tanto per dirne una. E così la Francia piuttosto che il Belgio o l'Olanda. Quindi direi di evitare la corsa alle pasticche. Vi confermo che l'ospedale è dismesso annuale. Evitare la corsa alle pasticche. Noi ne abbiamo 500.000, ma perché? Perché le province più vicine a questa centrale slovena sono Belluno, Treviso e Venezia, e quindi c'è il magazzino, qualora mai dovesse accadere, non è mai accaduto nella vita di quella centrale, ma stiamo sempre parlando di precauzioni. Cioè, anche se casca un meteorite, dovremmo avere il piano per il meteorite. Quindi eviterei di creare allarmismi su questo fronte. Dopodiché, se mi chiedete la mia opinione, io penso che sia ragionevole, siccome non costa niente queste pasticche, solo che adesso non si trovano, perché c'è l'esercito, c'è tutto un casino. Dico, ma cosa ci costa a dare ad ogni cittadino 2 pastiglie che se le tiene sul comodino, e se mai una volta succede ogni 2 milioni di anni che bisogna prendere queste 2 pasticche che sono integratori alimentari, magari te lo dicono alla TV, te le prendi e finisce lì come negli altri paesi. No, in Italia no. Però effettivamente il rischio non c'è. Voglio anche dire a tutti gli esperti che stiamo semplicemente parlando di iodio. Tutto il resto è un mondo nella radioattività. Cioè, stiamo parlando di un secchio d'acqua rispetto a un mare di problemi. Quindi tranquilli sul fronte delle pasticche, non pasticche, tutte queste storie. Lo stiamo seguendo. Abbiamo un piano da 9 anni, 10 anni, in virtù della centrale slovena, che interesserebbe proprio per l'ottica della distanza di 200 km le province a confine con il Friuli Venezia Giulia. Cioè Verona non viene considerata, per dirvi, Padova non viene considerata. Questo vi dà una dimensione della bontà del coso. Se a bomba ne casca in testa, allora è un'altra roba. Sì, ma ad esempio anche lì io sono convinto che un paese civile ai suoi cittadini lo può fare di default, dire guardate, in caso di bisogna mettersi a terra con viso a terra, le mani sotto la pancia, non tenere le mani fuori, ci saranno delle ondate di tipo follate di vento, non alzatevi in piedi alla prima, ma ce ne saranno altre a seguire, oppure state 5 giorni in casa con l'acqua delle bottiglie, piuttosto che, vi dico le cose che dicono gli svizzeri per capirci, vi mettete nel rifugio i 2 litri d'acqua al giorno e tutta roba in scatola, ma sono robe da esercitazione, insomma, ci siamo capiti, tutto qua. Ma ad oggi il nostro problema sono i migranti, e se la centrale fosse la centrale nucleare che è stata oggetto di un evento bellico, adesso non so cosa sia accaduto, fosse anche accaduto il peggio tipo Chernobyl, i dati ci dicono che la distanza nostra non avrebbe previsto neanche l'assunzione delle pastiglie. Punto.
questo lo dobbiamo chiarire. È stato detto stamattina dal dottor Rosi, che conosce il piano Menadito, perché si occupa di questo. Tanto è vero che il nostro piano, rispetto alla centrale slovena, prevede solo le 3 province più vicine alla Slovenia, che sono quelle dei confini con il Friuli. Datemi una mano a chiarire sta roba, perché sennò veramente la gente si arrampica su per i condomini, tranquilli. Siamo venuti fuori dal Covid e verremo fuori anche da sta roba. Prego. No, sugli effetti collaterali dal punto di vista economico, le marinerie si fermano questa settimana, la nostra è una delle prime in Italia. Sì. Caro gasolio, che è già un problema vecchio, adesso diventa proprio ingestibile, vabbè, non avremo pesce fresco. E da quel punto di vista lì, sommati tutti i problemi economici, le imprese, non solo sul caro gasolio ma su quelli che esportavano soprattutto. C'è il rischio recessione, questo è il vero tema, c'è il rischio recessione, perché gli industriali, le imprese ci dicono energia troppo alta, forniture non si trovano più e quindi si rischia il fermo produttivo. Per questo io penso che allora io potrei stare qui a dire che il governo deve intervenire con risorse per il caro energia, ma figuratevi, ve lo dico, deve intervenire, però il vero intervento sanificatore totale è la pace, punto. Putin non è un mio collega, no? Se fosse il mio collega di regione ci sarei già andato a parlarci, quindi tra colleghi si parlino e trovi, perché poi alcuni hanno magari anche dei rapporti, ad esempio io ho letto l'agenzia cinese stamattina del presidente, fa capire che è un ottimo rapporto. Bene, se c'è ottimo, il presidente della Cina faccia in modo di far chiudere sta roba, perché se diventa una roba di principio, di quelle ossessive, non ne veniamo più fuori. C'è un passo a lato, già sarebbe sufficiente per dare. A me fa piacere che ci sia comunque un tavolo aperto delle trattative e questo è già positivo. Ho visto che fra l'altro è stato assassinato uno dei componenti. Vabbè. Voi siete fondamentali in questa fase, lo siete sempre, ma lo siete di più in questa fase, perché noi non abbiamo esperienza di guerra. E quindi è fondamentale che ci sia il vostro aiuto, perché sennò i cittadini giustamente hanno diritto a informazioni come con il Covid certificate. E io vi ringrazio, io ho gli assessori sia Bottacin che Lanzarin che seguono i 2 fronti, e poi gli altri assessori nell'unità di crisi li ho messi dentro tutti, nel senso che il caner della situazione con l'agricoltura, se il tema dei latte alimentari comincia a diventare un problema, piuttosto che stamattina in collegamento la vicepresidente De Berti col tema dei trasporti. Insomma, non ci facciamo mancare nulla. Siccome sono 7 anni di vacche grasse, 7 anni di vacche magre, le vacche le abbiamo finite tutte quelle magre, non ce ne so più. Questa è l'ultima. Grazie e buon lavoro ragazzi. Buongiorno.